sopra? Sì, Va bene. che la luce è migliore. Ditemi voi. Un buongiorno a tutti ed è per me un onore presentare oggi Pietre Bianche di Giuliana Fabris, un volume che ci accompagna al cuore di una domanda antica: quanto l'umanità? Cosa significa essere uomo e donna? Il titolo ci consegna subito un'immagine luminosa. Paul Ludwig Landsberg, discepolo di Romano Guardini, confidava: sulla mia strada sabbiosa non trovo fiori, di quando in quando vi trovo piccole pietre bianche. E come nell'Apocalisse, ogni pietra custodisce un nome nuovo che solo chi lo riceve conosce. Così il libro semina parole che sono segnavia, capaci di orientare in un paesaggio sociale spesso abbagliato da slogan e contrapposizioni sterili. I dati più recenti ci ricordano l'urgenza del tema. Nel 2024 l'Istat registra quasi 120 femminicidi e 12.000 richieste d'aiuto ai centri antiviolenza. E anche le cronache delle ultime ore purtroppo ci riportano a questa cruda e triste realtà. Pietre Bianche non si limita a denunciare, scende ai fondamenti metafisici, filosofici e teologici della differenza sessuale, esercitando quella teologia del quotidiano con la quale Guardini invitava a leggere il Logos negli avvenimenti di ogni giorno. Giuliana Fabris riprende un'intuizione di Einstein: maschile e femminile non sono meri dati biologici, ma due forme originarie dell'essere. Guardini le definiva una struttura cognitiva di base, senza la quale la conoscenza resta incompleta. In altre parole, non vi è piena verità che non scaturisca dal dialogo tra queste due voci. Molte pagine affondano le radici nelle colline iberiche, a Isola Vicentina, dove l'associazione Romano Guardini coltiva un dialogo europeo fra spiritualità e cultura. Qui nel cuore pulsante del Veneto riflessione e pratica si incontrano. La forza produttiva, direbbe Guardini, va messa al servizio della cura, affinché l'energia naturale di ciascuno diventi dono per l'altro. È un invito che risuona nella nostra storia di operosità solidale e di associazionismo civico. Guardini immaginava che a ognuno, nascendo, fosse consegnata una parola d'ordine per tutta la vita. Ecco, Pietre Bianche ci aiuta a ritrovare quella parola nella relazione uomo-donna, reciprocità senza competizione, in cui l'altro diventa specchio e che rivela se stessi. Il libro offre testi inediti di una ricca bibliografia, ma soprattutto intreccia filosofia, poesia e narrazione con la leggerezza di chi al castello di Rothflens vedeva giovani uomini e donne danzare, imparare assieme. Ne nasce un affresco che parla al legislatore, all'educatore e al cittadino, chiamato a ricucire un tessuto comunitario lacerato. Dalle pandemie alle guerre ai confini d'Europa, la cronaca ci mostra che il pensiero ha urgente bisogno di categorie relazionali. Fabris ci ricorda che la cura è il volto maturo della libertà, l'autorità e il servizio, e anche l'identità è un ponte, non un muro. Nel nostro Veneto, terra di pietre d'acqua, le nostre sono lastricate di pietre che brillano al sole come promemoria in un cammino comune. Oggi, accogliendo questo libro, raccogliamo idealmente una delle pietre bianche per consegnarla ai più giovani.
Concludo con l'augurio sincero che la lettura di queste pagine dense, appassionate e a tratti anche provocatorie ci aiuti a trasformare la bellezza di essere insieme uomo e donna in scelte concrete. Nell'anno santo dedicato alla speranza dobbiamo essere capaci di concretizzare questo sentimento nel vivere quotidiano. Grazie alla vostra attenzione lascio la parola a chi ha voluto e scritto e pubblicato appunto questo testo, l'editore Natale Bonazzi e la professoressa Giuliana Fabris. Prego. Intanto io appunto mi presento Natale Bonazzi delle Edizioni San Paolo, perché appunto l'editore che si è fatto partecipe e complice di questa avventura che non comincia con questo libro, ma già con un libro precedente, La mia strada, sempre su tematiche guardiniane, della professoressa Fabris. L'editore è molto, molto onorato di questo percorso, che è un percorso oggi soprattutto anche nell'editoria, un percorso difficile, perché far parlare la cultura, e la cultura anche di decenni fa, che probabilmente è dove stanno seminate molte cose che dovrebbero ancora svilupparsi, che forse non riusciamo neanche a far sviluppare completamente, è una fatica che dobbiamo fare, perché tutto attorno a noi in fondo ci dice acceleriamo e guardiamo solo avanti, guardiamo a quello che non è la radice, ma guardiamo a quello che dovrebbero essere i frutti, ma non guardando alla radice i frutti alcune volte escono un po' piccoli, un po' fatti male, no? se la radice non è coltivata. Quindi come Edizioni San Paolo siamo molto felici di essere presenti a questa avventura in generale e a questo evento oggi. Quindi porto anche i saluti del direttore editoriale, che è Don Simone Bruno, del gruppo San Paolo. Detto questo, io chiedo una cosa proprio così per partire. Da dove nasce l'idea di parlare delle donne, di una tematica così difficile anche come quella della relazione complessa uomo-donna nella cultura odierna, e riprendere Guardini? Da dove nasce? Lo dico, Natale lei l'ha sottolineato nella quarta di copertina, il motivo è stato il delitto su Giulia Cecchettin, qualcosa che secondo me ha toccato un fondo. Io ho un papà di 97 anni che quando è successo ha detto ma dove si moriva? No. Mi ha sconvolto il delitto, mi ha sconvolto quello che è successo alla ragazza e alla sua famiglia, ma mi ha sconvolto anche che un ragazzo così l'abbia fatto. Perché io ho lavorato tanti anni con i ragazzi marginali e ragazzi così ce n'erano, ce ne sono ancora, e quindi ti chiedi cosa sia successo. Una cosa che so è che noi viviamo in una cultura e in una società dove le immagini sono in primo piano, tutto è immagine. Ragazzi con cui ho lavorato, ragazzi che avevano ucciso, che avevano fatto crimini, mi hanno mostrato come nei momenti di stress dicono ti parte un film nella testa e poi tu ti trovi con una cosa che non pensavi di fare. E questo secondo me ci carica di responsabilità per tutto. Ecco. Guardini diceva ancora negli anni *20, e penso che si riferiva certamente alla psicanalisi, che guardava con perplessità il fatto che dice tutto ciò che una volta era al di sotto di un certo livello di coscienza viene esplicitato, e diceva questo cosa sarà per la vita, poiché pensando anche alle piante, la natura ha bisogno di qualcosa di nascosto che poi va verso la luce. Cosa ne sarà di questo fatto, di questa esplicitazione, no? Qualcosa del genere diceva anche un filosofo, Sloterdijk, non so se la pronuncia, non penso che sia giusta, che diceva che la nostra è l'epoca della esplicitazione, no? Che poi è però anche l'epoca del vizio. Ecco. Questo secondo me ci carica di responsabilità. Perché io credo che veramente il Novecento ha esplicitato tantissimo,
nel soggetto, la sensazione così, però si è venuti a perdere quell'elemento che ti fa distinguere il reale. Ecco. Papa Francesco, che doveva laurearsi su Romano Guardini, in un appunto che è stato pubblicato dalla Civiltà Cattolica, quindi faceva un po' una sintesi di quello che poi io ho riconosciuto nettamente nel suo operare. Diceva la realtà supera sempre l'idea e quindi l'ideologia, no? E il dialogo è necessario perché nessuno deve correre il rischio di rimanere intrappolato in un'idea, no? Quindi imbrigliando la realtà, e quindi solo l'altro che lo fa trasbordare, ecco, permette che ci sia quel discorso che fa emergere da sé il reale. Questa è una tesi anche di Guardini, no? Quando nel passaggio della conversione diceva, quindi era un ragazzo come tanti, con confusioni come tanti, dopo 3 fallimenti universitari pensa di fare il prete, figurarsi se i suoi l'hanno preso sul serio, e poi un pomeriggio con l'amico nella famosa mansarda, che Papa Ratzinger sottolinea anche, la paragona a quella, alla conversione di Sant'Agostino, l'esperienza del giardino, l'esperienza della mansarda, arrivano a dirsi reciprocamente che bisogna affidarsi a qualcosa. Cioè, prima parto da Matteo, no? La vita ha senso se è donata, ecco. Ma poi donarla a chi, in modo che, le parole sono sue, non sia ancora io che me la prendo in mano, perché dice, l'uomo dice Dio e intende se stesso. All'inizio, quando ho letto queste cose, pensavo, sì, un paese protestante, così, no? Però in realtà invece la cosa è molto profonda, no? Oggi siamo tutti vittime del nostro io, identifichiamo quello che sappiamo con quello che noi siamo e poi diventiamo divinità noi stessi, perché manca quell'elemento esterno, Guardini lo chiama l'asse della storia, no? Ecco, in cui ci dobbiamo riconoscere come relativi, no? Relativi, ma non per questo relativisti, pensando che la realtà è sempre più grande di noi. Quindi ecco, il punto di partenza è stata questa cosa qua, di questo delitto, che poi anche stamattina, e fra l'altro dicevo pietre bianche, quella ragazzina ammazzata con le pietre, no? Ecco. Io vedo ancora giovani, anche se sono in pensione, però ecco, e quello che mi rendo conto è che manca la possibilità di mediare con le proprie emozioni. Non c'è l'elemento che fa mediare, no? E questo apre lo spazio della parola, lo sottolineava anche il Presidente del Consiglio, il discorso del linguaggio della parola. Guardini era un cultore della parola. Penso alla frase anche di Papa Leone XIV, bisogna disarmare le parole. Ecco, secondo me c'è bisogno veramente di purificare il nostro parlare, di pensare a quello che stiamo dicendo, perché le parole sono diventate un qualcosa buttato là, che non ha corrispondenza. Io ho 6 nipotini piccoli e noto che hanno una capacità linguistica notevole, cioè anche i gerundi, i congiuntivi, addirittura parole astratte, e le dicono giuste, no? Però i bambini sono sempre bambini, no? E quindi ti chiedi, non corrisponde una competenza, e poi ti chiedi, no? Ecco, cosa ne sarà? Le parole sono ponti, diceva Papa Francesco. Ecco. Io credo che ci sia veramente necessario riproporre una cultura delle parole che sia seria, ecco. E anche evitare di fronte a queste cose che succedono, perché poi con Giulia c'è stata una grande mobilitazione popolare, ma poi le altre no. E questo è questa assuefazione, no? Ecco. E quindi forse, ecco, però dico, Guardini non pensava che la realtà con i suoi problemi fosse solo negativa, anche se c'è qualcuno che diceva ma un pessimista così, no?
lui ancora nel 22, quando conclude Lettere dal lago di Como, dice: sento che c'è un vento, ci sono uomini che... Ecco, no? E credo che anch'io ci sono tante persone che sentono le cose così, che sentono il vero, no? Ecco. È il raccordo, la funzione della Chiesa, che storicamente ha sempre avuto la Chiesa. Questo mi sembra che forse noi laici dovremmo occuparci di questa cosa, no? Di ridare spazio vero alla Chiesa. Ne sono convinta di questo. Ecco. Penso, quest'anno con la Montebergo abbiamo fatto il corso proprio, 2 anni, siamo sul senso della Chiesa. E Guardini era in Germania e là penso che fosse stata diversa la percezione della Chiesa. Noi in Italia penso abbiamo molto risentito di quella rottura con la breccia di Porta Pia, con il 1871, quella separazione, no? Ne ha risentito, Leopoldo mi sta dicendo di sì, la teologia, ne ha risentito certamente la cultura, no? È stata una volta che parlavo un po' di Guardini così e di una considerazione di un suo collega, Erich Auerbach, che faceva notare un aspetto che sembra banale, però, che il Vangelo è stato un qualcosa di rivoluzionario dal punto di vista letterario. Auerbach era ebreo, mi sembra. No? Perché, diceva, mette in primo piano la povera gente, quella che nella letteratura latina retorica faceva da sfondo, così, no? C'era un insegnante di lettere che è stata colpita da questa osservazione e dice: ha anticipato Manzoni? Cioè che il Vangelo anticipi Manzoni? Cioè, ecco, no. Credo che ci sia nella scuola italiana è mancata quella consapevolezza del ruolo storico, reale, concreto, vero e anche di riflessione, no, della Chiesa che da qualche parte bisogna riprendere. Io credo che qui ha proprio detto 2 cose su questo tema centrali, ossia che c'è uno scollamento tra la cultura e la Chiesa, che poi ha provocato anche uno scollamento tra la tradizione anche dei Vangeli, della Bibbia. È una delle grandi battaglie del cardinale Ravasi negli ultimi anni, era proprio quello di ridare dignità culturale alla Bibbia, dicendo: noi siamo fondati, alla fine a scuola si legge l'Iliade dell'Odissea come se fossero grandi poemi e non si legge Isaia, non si legge Coelet, no, questa era una delle grandi battaglie. E questo sicuramente nasce da uno scollamento culturale per cui la Chiesa in Italia si è un po' arroccata in una difesa di alcune strutture, anche dimenticando invece che la cultura invece è un ponte, quindi il Vangelo è un ponte. Questa è una cosa sicuramente centrale. E l'altra è, e qua rimando alla domanda, quando dice i laici dovrebbero un pochino riprendere questo tema. Ma i laici sono Chiesa, e come fanno i laici a trovarsi e a ricavarsi uno spazio? Lottando come fa lei, come fanno altre, eccetera, sicuramente cercando di... Ma quale può essere la prospettiva anche formativa, educativa, che poi diventa anche la dinamica formativa delle generazioni nuove, che è un altro dei grandi scollamenti oggi a livello culturale tra Chiesa e giovani, dove il movimentismo regge ancora, quindi grandi entusiasmi, no? Giornata, giubileo dei giovani ci vanno, ma dal punto di vista della formazione culturale cosa possiamo fare? Allora, metà risposta e poi l'altra metà. La prima metà è questa. Pensando che Leone XIV si era messo il nome rispetto a Leone XIII, sono andata a leggermi la Rerum Novarum, che non l'avevo mai letta. Naturalmente i contenuti per uno della nostra epoca sono la questione operaia, sono cose che sai, no? Però dicevo, ma cosa c'è? Qual è la novità qua? Che nella enciclica dice chiaramente che lo Stato ha dei limiti, cioè lo Stato non può normare tutta la vita umana, perché ci sono degli aspetti dell'umano, possiamo sottoscriverli sotto il concetto di persona, che lo Stato non può, no? Quindi anche tipo la proprietà privata, l'iniziativa, queste cose qua che fanno parte dell'enciclica.
E mi veniva da fare questa riflessione qua, che oggi tutto diventa contestazione, il comune deve fare, lo Stato deve fare, la regione deve fare, no? E poi chi fa il volontario, quante lotte che bisogna fare perché devi andare dal comune per chiedere il permesso e tutte così. Però c'è questa visione statale di tutto, poi diritti civili che confusi con i diritti sociali, eccetera, eccetera, ecco. E battaglie e poi propagande, eccetera, ecco, no. Quindi questo è forse Papa Leone XIV farà qualcosa di questo tipo, ridare spazio alla Chiesa come agenzia che guarda e rappresenta la persona, ecco, perché in fondo la persona nasce col cristianesimo, l'idea del valore della persona nasce col cristianesimo. L'altra cosa possiamo fare? Beh, forse questo è lo spazio del femminile, dottor Benazzi. Posso leggere? Ecco. Ciò che è da fare è grande e difficile. Alla donna è posto il compito di presentare del tutto nel proprio la sua umanità femminile. Non lasciarsi definire dal maschile, ma da se stessa come da una diversa forma originaria di umanità. Essa ha da apprezzare tutta la pienezza e la forza della naturalità lì, ma ancorarla nello spirito, metterla sotto il presupposto dello spirito. Di nuovo però, da lì il concetto di cosa sia lo spirito. Non lasciare qui definire la scala di misura per questo, cosa è crescita nello spirito, cosa è ascesa spirituale dal maschile e dalle sue vie di accesso allo spirito, ma dalla pienezza sovrastorica dello spirito in definitiva da Dio. All'interno di questa sfera originaria e ininterrotta, di spiritualità vivente, ella deve conquistare la sua propria provincia, la sua caratterizzazione. Ella non deve imporsi lo spirito femminile, ma anche non lasciarselo donare, ma deve conquistarlo in se stessa. Credo che questo sia l'errore storico delle donne, che si misurano sul maschile e vogliono essere capite, quando invece la differenza uomo-donna è veramente grande. Apocalittica dice Pzivara. Ecco, questo deve condurre attraverso molte insicurezze. Credo che tutte le donne che sono qua si riconoscono in questo. Continuamente si fa largo la tentazione di imporre pensieri, concetti e forme di espressione dal campo del maschile e alleggerirsi con ciò il proprio lavoro. Ella deve rinunciare a tali scorciatoie. È indifferente quanto lunga sia la via, perché ne va della verità dell'essere. Vale l'essere sveglia della più profonda coscienza femminile. Ci sono molti modi in cui una coscienza può essere fuorviata. Ed ella deve pretendere dall'uomo che egli le liberi la strada, e questo è un po' il sottotitolo del libro, che da nessuna parte, in nessun modo, anche velato sotto categorie morali e religiose, imponga a lei la sua essenza. Da lì, cioè, che la donna trovi se stessa, dipende anche molto per l'autoconsapevolezza dell'uomo. C'è anche una differenza essenziale fra il maschio e il mascolino. Il mascolino vuole solo dominare e vive della arrendevolezza dell'altro. Il maschile cresce nella pari essenzialità propria dell'altro. Il maschile sa che egli stesso può divenire solo nella misura in cui la donna è veramente femminile. Perciò egli deve però formare il concetto femminile non dai suoi istinti mascolini, ma lo deve ricevere dall'essenza della donna. E l'inizio per questo è che egli le renda libera la via al suo proprio ritrovamento di se stessa. Ecco, questa frase qua l'ho sottolineata perché per me è forte, e poiché lì egli non potrà comprenderla, il suo rispetto e la sua fiducia saranno più grandi della sua comprensione. Sì, questa è un'affermazione su cui bisognerebbe scrivere un libro intero. Ma fare dei laboratori, a me piacerebbe tanto potersi parlare liberamente, perché ci sono tanti preconcetti e pregiudizi su questo. A parte di tutti e due, uomo e donna. Sì, sì.
ma soprattutto credo che da questo punto di vista si parli molto del lavoro che deve fare il femminile per affermarsi nella sua maniera di relazione, ma si parla ancora troppo poco di tutto il lavoro che deve fare il maschile, perché poi alla fine si parla come a partire da una situazione comunque di minoranza che va riscattata. Sì. Mentre mi sembra che il tema della relazione che Guardini propone va oltre proprio questo, ha proprio Sì. questa forza, o sbaglio? Sì, sì, sì. C'è stata una volta che c'era una trasmissione in televisione, un film, non so cos'era, era una specie di docufilm su un gruppo di uomini, un paio di uomini che si erano trovati frustrati, probabilmente separati, quelle cose lì al bar, a parlare, a lamentarsi, eccetera. E poi si era aggiunto qualcun altro, poi hanno detto ma perché non facciamo un gruppo, no? E si erano anche costruito questo docufilm. Mi ha colpito uno che diceva che ma io alla fine mi sono accorto che non l'avevo mai vista. E questo credo che valga un po' per tutti, però ad esempio nei delitti è questo che l'altro non la vede più. Non sto giustificando, però la domanda secondo me da farsi è proprio sui ragazzi. Le ragazze secondo me hanno molta, le vedi già da bambine, hanno molta consapevolezza di sé, no? Però poi si trovano con lo scoglio, ho una figlia giovane che lavora nell'ambito universitario, con lo scoglio di trovare il mezzo di far passare certe visioni più globali, non lo trovano, no? Ecco. Penso che i ragazzi maschi devono avere più consapevolezza di sé. C'è un libro di Jasper, non mi viene in mente il titolo, della Mimesis, che fa questa osservazione qua, dice, dopo la seconda guerra mondiale chiaramente, dice che la civiltà è come un sottile velo, una sottile pellicola sopra ciò che è l'uomo, ciò che è l'umano. Se si toglie questa pellicola ne esce la bestialità. Ecco. Questa riconsiderare, ma ecco, non, ecco, l'autocoscienza, ecco. Secondo me no, il Novecento ha sviscerato la coscienza, i contenuti della coscienza, la letteratura, Proust, Joyce, si dice di tutto, no? E anche la letteratura, se è letteratura, il romanzo moderno che sviscera i sentimenti, eccetera, eccetera, però è la realtà, no? È la realtà che si perde, ecco. E forse credo che questo sia il compito. Quindi per me è stato anche rivedere la Chiesa nel suo percorso teorico, certo, dogmatico, ma il percorso umano che ha portato a elaborare i dogmi, ad esempio, no? Ecco, quelli che abbiamo imparato dicendo sì, catechismo, ecco. Quindi la storia della coscienza della Chiesa, e quelli che hanno fatto la storia della Chiesa, no? Ecco. E le lotte col mondo civile, però alla Guardini, cioè non l'uno contro l'altro armati, ma quali erano le cose che emergevano, quali erano le cose poco chiare, ecco, no. Però credo che siano cose da fare in gruppi di studio, in laboratori, ecco, dove si può portare anche il proprio presente, no? Un po' quello che facciamo a Monteberico da 15 anni che facciamo, ecco, no? Perché se no forse siamo stufi di teoria. Questo è un passaggio decisivo, anche perché da questo punto di vista le generazioni nuove pretendono non teoria ma azione, cioè giudicano anche molto il mondo adulto, quindi anche noi dal punto di vista di quello che facciamo. E una delle grandi critiche che sono sempre state nell'ambito dei giovani nei confronti degli adulti è: guarda che mondo ci lasciate. E che è proprio, non è una questione teorica, ma è una questione proprio del cosa ci resta dopo. E oggi questo è uno dei grandi temi che rimangono. Volevo fare quest'altra domanda, parlando di relazioni, e questo libro parla molto di questo tema. Non è che qualche volta abbiamo esagerato nel sottolineare con la filosofia moderna, anche cristiana, il concetto di persona singola? Faccio un esempio di una frase che usava spesso Giovanni Paolo II, che era l'uomo unico e irripetibile, mentre forse era
non perché fosse sbagliata questo concetto, ma esasperando questo concetto si perde il fatto che è la relazione che è unica e irripetibile. Cioè, io e lei qui non siamo io unico e irripetibile, lei unica, ma è questo momento, no? È questo momento che è unico e irripetibile, come lo è ogni incontro, come lo è un matrimonio, come lo è una generazione di figli, come... Sì, poi la fisica stessa lo dice, no? Su questo riflettere sulla Genesi secondo me è interessante, perché pone l'origine della donna, queste parole sono di Raissa Maritain, Adeva non è stata creata come Adamo con la polvere del campo, dice Guardini, sottolinea la parola tedesca che vuol dire non polvere quella lì, polvere del campo, cioè del suolo lavorabile. E lei, la donna, è creata, dice, direttamente dalla carne umana, per cui dice lei ha un compito superiore, ma non superiore nel senso che comando me, ma è l'area del linguaggio, la parola con cui Adamo saluta Eva, la riporto nel libro Neged più o meno, ecco, vuol dire di fronte, ma anche raccontare, narrare, ecco, no? Ecco, quindi è poi che uno delle cose che i maschi in genere rimproverano noi donne, che parliamo troppo, anche quando stiamo zitti abbiamo parlato troppo, no? Credo che tutte quante ce lo siamo sentite dire, no? Ecco. E tante volte la donna parla tanto perché ha l'impressione che l'altro non la senta, è solo vale che questo è il motivo per quanto mi riguarda, no? Ecco. Quindi è il campo della narrazione. Oggi si parla molto di narrazione, no? Non ci sembra che non ci sia più una verità, c'è una narrazione, il che vuol dire a seconda di come la giri la cosa funziona, ecco. Cioè la responsabilità del parlare, ecco, no? Allora, come diceva il professor Benazzi, cioè questa cosa qua è irripetibile, cioè, io mi ero preparata una cosa e invece ne è stata un'altra, no? È vero, ecco. Perché accade così, no, ecco. Però in questo campo sono io, questa è di Stein, sono io che vengo in contatto in me stessa di qualcosa che prima non sapevo che dicevo queste cose, e forse neanche il professor Benazzi pensava così, no? Ecco. E quindi riappropriarsi di quel sé che di volta in volta emerge, e credo che questo è stupendo, no? È stupendo, ecco. Questo fa la differenza, sì. Perché è proprio il discorso dell'ascolto che diventa un ascolto vicendevole e in cui la parola ha valore anche perché è ascoltata, perché sì. La parola inascoltata fondamentalmente perde ogni tipo di valore, appunto uno quindi poi deve ripeterla, giustamente deve ripeterla affinché arrivi, ma ripetendola alcune volte rischia di diventare una parola inutile. Sì, oppure cadere, questa è la grande ricchezza della psicanalisi, al di là dei torti che può aver avuto, ma sono i torti storici. Le parole non dette possono diventare malattie. E siamo tanto malati in questa nostra epoca, siamo tanto malati. Ecco, però la serietà della parola, questo sì, la serietà della parola. Ultima cosa, perché credo che abbiamo ancora, a questo punto mi aggancio all'ultimo. Cosa voleva dirci? Questa che poi si è trasformato in un qualcos'altro e che non abbiamo ancora detto, sì. Io dunque ho cercato di costruire una narrazione che avesse una coerenza e una conseguenzialità, un legame logico, no? Però quello che io speravo e spero che da qualche parte chi magari per caso legge il libro, che si possa avere delle possibilità di incontro, io le chiamo laboratori, in cui poter parlare sinceramente, no? Ecco, la conclusione che facevo era questa. Mi piacerebbe che questo libro
potesse essere stimolo per dei gruppi di laboratorio in cui si possa riflettere sulla propria storia umana entro la coppia uomo-donna, non solo per se stessi, ma per quelli che oggi sono giovani o sono ancora bambini. Nei media prevale il fallimento drammatico della realtà uomo-donna. Forse allora questo può diventare un bene, il fallimento, se vi si contrappone, credendoci, la nostra fatica di essere uomini e donne tutti i giorni. Quindi non un successo editoriale nel senso di marketing. Ma se viene meglio, Se viene meglio, contenti non lo voi, buttiamo- contenti noi. Non lo buttiamo mai via. Ecco, no. Ecco. Però sì, anche se mi rendo conto che la cosa non è semplice, però una cosa che io ho acquisito, anche perché furbeschamente mi faccio forte del fatto che sono una studiosa di Guardini, e di avere il coraggio di dire quello che ho fatto, che riesco a fare. C'era una cosa di Papa Francesco che dice: dovremmo sentire, pensare quello che sentiamo e sentire quello che facciamo, e poi continua a girare attorno a queste tre cose. Ecco, no. E un'altra cosa che dice Francesco la donna ha la sapienza delle mani, ecco, no? Cioè di credere a quello che ho sentito, pensato o fatto, e non compiere l'errore storico che ho fatto e penso che farò ancora. Non sempre l'altro ti può capire, no? Però magari un pensiero ce lo fa, ecco. Di avere il coraggio di se stessi, quello che dice Guardini, ecco. Però non prevaricando il maschile, non ha nessun senso. Anche perché i figli nascono da un uomo e da una donna, ecco, fino a prova contraria. Poi non sappiamo, non sarà difficile che nascano, ecco, in altro modo. Ecco. Sì, i bambini fanno tante domande su questo aspetto. Bene, Perché, quindi è un percorso che comincia, in realtà. Spero di questo sì. libro è un percorso che viene rilanciato, e lasciamo spazio a se qualcuno anche di voi ha qualche domanda da aggiungere.